Si rafforza l'asse tra il Friuli Venezia Giulia e gli Stati Uniti sul profilo degli investimenti e i reciproci interessi imprenditoriali. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga nei prossimi giorni volerà oltreoceano per una serie di incontri bilaterali con i governatori dei singoli stati del Nord America. Nella sua agenda sono inserite tappe a New York, in Virginia, nel New Jersey per sviluppare rapporti e pianificare possibili accordi economici in settori come la logistica, dove il Friuli Venezia Giulia può vantare una posizione geografica strategica per l'insediamento in Europa di aziende statunitensi, ma anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, in grado a sua volta di attirare grandi fondi di investimento. I numeri avvalorano un interessamento degli Stati Uniti per il Friuli Venezia Giulia, abbiamo avuto un aumento di 37 milioni di investimenti e sono convinto che continueranno a crescere. Adesso, oltretutto, la prossima settimana sarò nuovamente a New York per un incontro bilaterale fra le nostre imprese e le imprese statunitensi. Farò poi seppur una giornata specifica, però andrò in Virginia per un incontro col governatore della Virginia e quindi stiamo cercando di rafforzare anche rapporti bilaterali tra Friuli Venezia Giulia e i singoli stati di oltreoceano. Ci sono più settori di interesse, secondo me, non è limitato, perché da quelli della logistica, Virginia, penso al New Jersey, sono molto forti dal punto di vista logistico e quindi può essere molto interessante il nostro sistema logistico che guarda e mette a disposizione tutta un'area geografica europea estremamente importante, ma penso anche a tutti quelli legati all'innovazione, alle nuove tecnologie, dove gli Stati Uniti sono molto importanti. Dall'altro, ovviamente, se riusciamo ad inserirci in quel mercato, riusciamo ad inserirci anche in una realtà che ha una capacità di attirare fondi importantissima. Nella seconda giornata del grande evento che si è svolto alla Generali Convention Center in Porto Vecchio, Selecting Italy, erano presenti molte delegazioni estere interessate dalle potenzialità delle regioni italiane. Proprio oggi il tutto si è concretizzato con la firma dell'accordo di collaborazione con il National Italian American Foundation. In più, Fedriga ha anche guardato all'Expo del prossimo anno in Giappone. Ho annunciato proprio oggi che per quanto riguarda Expo 2025 ad Osaka non soltanto si presenteranno le regioni, non soltanto si presenterà la conferenza, quindi l'insieme dei sistemi delle regioni italiane come avvenuto a Dubai, ma sarà presente anche un evento importante, cioè il Selecting Italy, ma fatto dal Giappone, quindi con la presenza degli investitori giapponesi e l'opportunità, mi auguro, di rafforzare la collaborazione e le opportunità.